Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Sora 2 hanno incontrato nell'Auditorium Cesare Baronio di Sora il caporedattore de Il Giornale, Vittorio Macioce, ideatore del Festival delle Storie. L'evento, che ha visto protagonisti proprio gli alunni del Comprensivo Riccardo Gulia, rientra nel progetto d'istituto Mini Festival delle Storie, volto a sviluppare il concetto di narrazione o storytelling, integrando lettura critica e scrittura creativa alle arti grafiche dagli strumenti multimediali. Il progetto è nato dalla volontà di alcuni insegnanti della scuola che sono delle fan del Festival delle Storie, che è un festival importante per l'identità di Sora e dei paesi della Valle di Comino. E quindi io ho colto l'occasione per poter fare cultura, cosa che noi facciamo tutti i giorni nelle aule, insomma, grazie ai docenti, però era una giornata un po' particolare, quindi ho ritenuto importante ricevere, insomma, il dottor Macioce, giornalista, che insomma gentilmente ci ha dedicato una mattinata del suo tempo preziosissimo, e sono contenta perché i ragazzi hanno apprezzato, sono stati insomma 2 ore in religioso silenzio, hanno fatto domande, alcune preparate ma le ultime spontanee, quindi dimostrando di aver partecipato attivamente, insomma, a questa manifestazione. Quindi ritengo che la scuola debba fare più più incontri di questo tipo per mettere i ragazzi in contatto con la realtà, con i personaggi del mondo della cultura. Vittorio Macioce, originario di Sora, giornalista e scrittore, ha incontrato molto volentieri gli alunni del Comprensivo 2, rispondendo alle tante domande rivoltegli. È stata una giornata molto emozionante per me, perché stare con i ragazzi è sempre, ti riporta un po' di gioventù dentro, no? E poi è anche un modo per ridare qualcosa alla terra che questa terra ti ha dato. Poi non so, io poi improvviso, come sai, quindi stavo cercando di raccontare storie che mi venivano così mentre parlavo, grazie anche alle domande dei bambini e dei ragazzi. Il Festival delle Storie, di cui è ideatore Vittorio Macioce, si svolge ogni anno l'ultima settimana di agosto nei comuni della Valle di Comino e vede la partecipazione di scrittori, artisti, giornalisti e sportivi di fama internazionale, tutti legati dal filo conduttore della narrazione. Questo festival ha in qualche modo seminato qualcosa e probabilmente è un modo per farci conoscere da chi non conosce Sora o la Valle di Comino, ma è anche un modo per avere una propria identità ed è anche un modo per divertirsi con la cultura. Come io ho sempre detto, il Festival delle Storie è un circo itinerante, che soltanto che al posto dei leoni e degli acrobati ci sono scrittori o giornalisti o fisici e matematici, e non è soltanto utile ma è anche bello. Referenti del progetto Mini Festival delle Storie le docenti Maria Cristina Longo, Rosanna Giancarlo e Patrizia Macioce, che hanno voluto offrire agli alunni un ambizioso progetto culturale. Penso che la cultura sia un'opportunità. Io non voglio sacralizzare la cultura, voglio far rendere conto che la cultura è, da un punto di vista, bella, perché abbiamo alle spalle un patrimonio letterario, artistico, che è enorme e che ti fa ricco dentro e fa ricco anche il paese, ma soprattutto più cultura vuol dire più opportunità. L'evento è stato arricchito dall'esibizione dei docenti di strumento musicale Marco Palmigiani e Diego Marani.